Adesso senza indugio passerei la parola al professor Tammino. La nostra serata in linea di massima si strutturerà in questo modo. Il professore ha una relazione, lui ha un contenuto naturalmente con la sua capacità di sintesi nei tempi, comunque una relazione dovizia di particolari, ci spiegherà, diciamo, cosa intendiamo quando parliamo di biomasse, la dico professore molto volgarmente, e poi qualche cosa di più specifico su questo caso di cui si parla, insomma, in fase iniziale qui per Sanguinetto. Poi magari ci sarà l'occasione per qualche domanda. Sentiremo Barbara Bennati dopo per un suo intervento ancora più, diciamo, centrato sulla realtà locale, ma poi l'intenzione nostra è quella di aprire appunto al contributo del pubblico e, come si diceva prima, come diceva l'assessore, assolutamente in chiave aperta, ecco, e di confronto. Prego, professor Tammino, la invito a iniziare la sua relazione. Grazie. Già collegato, benissimo. Allora, la prima cosa da affrontare è capire cosa vuol dire biomassa, quali sono le biomasse utilizzabili, ma essendo il mio mestiere quello di biologo, io devo chiarirvi subito che per biomassa si intende l'insieme di tutti gli organismi viventi, cioè la massa che rappresentano tutti gli organismi viventi sul pianeta. Quindi la biomassa di questo pianeta è dato dall'insieme di tutti gli organismi. Questi organismi hanno una loro relazione con ogni altro organismo attraverso quello che è un flusso. Qual è la domanda di picco? Cioè l'ora del giorno della settimana, di una settimana di maggior consumo, non si superano le quantità di energia che mi possono fornire l'equivalente di 55.000 megawatt, 55 gigawatt. La centrale di cui si parla è 10 megawatt. Bene, parliamo qui di 1000. La potenza installata in Italia oggi, non nel 2002 ma oggi, è dell'ordine di 90.000. Cioè noi abbiamo un terzo in più di un terzo in più di quello che al massimo può servire una volta all'anno. Quindi non c'è nessun problema di carenza. Allora perché dovremmo costruire nuove centrali? Solo perché non c'è un piano energetico nazionale e ci sono degli incentivi che permettono a qualcuno di vederlo come un affare puramente economico-finanziario a prescindere dalla produzione di energia, perché in termini energetici non ne ho bisogno. Questo vuol dire che non dobbiamo costruire centrali? No, avrebbe senso se uno mi dice: vedete, costruisco questi 10 megawatt, questi 10 megawatt hanno questo inquinamento, però io contemporaneamente chiudo 10 megawatt più inquinanti. Allora si può discutere se devo subire io l'inquinamento di quello e miglioro la vita a un altro, ma insomma, però almeno avrebbe un senso. Tolgo l'inquinamento da una parte e ne faccio un po' di meno da un'altra. Ma non c'è nessuna di queste centrali che venga proposta con una contemporanea indicazione di quali centrali verranno spente perché ho realizzato questa. Si costruiscono in più, anche se non serve, perché l'importante non è produrre energia elettrica, è prendere gli incentivi. Queste centrali economicamente sono fallimentari. L'unica possibilità di essere un attivo è che con i nostri soldi della collettività, venga dato degli incentivi. Ecco allora che, se è così, tutti si fanno sotto e soltanto nel Veneto abbiamo centinaia di richieste di centrali a biomasse, a prescindere da qualunque programmazione e di qualunque esigenza. Qualunque centrale termoelettrica funziona in questo modo, cioè c'è un punto dove si brucia e un punto dove si produce, grazie alla caldaia e alle turbine, dell'energia, ma c'è anche sempre un camino che sputa fuori inquinamento. Nessun sistema che brucia non inquina. Le combustioni sono alla base dei gravi problemi che abbiamo davanti a noi, perché ogni volta che si brucia qualcosa, poiché in natura nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma,
vuol dire che io prendo qualcosa che avevo prima, lo trasformo in qualcos'altro che ha queste caratteristiche. Complessivamente il peso è maggiore, e questo lo dico per esempio perché per quelli che propongono gli inceneritori per i rifiuti. Se io ho 1 chilo di rifiuti, dopo la combustione ne ho 4, per cui arriva la fiamma, si lega con l'azoto presente nell'aria, per cui avrò tutto il peso del materiale che produco, più tutto il peso dell'ossigeno che si lega, più tutto il peso dell'ossigeno più l'azoto che si sono formati insieme, si sono legati insieme a formare ossidi d'azoto. Si arriva a 3-4 volte il peso di partenza. Quindi incenerire vuol dire aumentare l'inquinamento dei rifiuti, non c'è dubbio, questa è la fisica. Ma non solo aumento il peso, produco delle sostanze che sono anche naturali come CO2, il che andrebbe bene se io avessi contemporaneamente all'aumento di CO2 che produco un aumento di piante. Ma se io le taglio per bruciarle non ho l'aumento di piante. Se io faccio autostrade e superstrade al posto dei prati e dei boschi non ho aumento di piante. Se io inquino il territorio le mie piante funzionano meno. Quindi cosa succede? Che noi produciamo sempre più CO2 e sempre meno ne viene assorbita dalle piante. Il risultato è questo qui. Questo è la misura degli ossidi d'azoto che, come vi spiegavo, si formano solo con le combustioni e pochissimi altri processi. Quando posso misurare gli ossidi d'azoto ho una misura dell'inquinamento atmosferico da combustioni. Con i satelliti si può misurare e artificialmente viene dato un colore non reale alle concentrazioni variabili da bianco a giallo a arancio, rosso, rosso scuro. Come vedete nel mondo ci sono 5 zone rosso scure. Se andiamo a vedere il dettaglio dell'Europa sono 2. E la più rosso scuro è quella in cui viviamo, cioè la pianura padana. Perché? Perché qui abbiamo strade, fabbriche, gran numero di abitanti e tutto il riscaldamento, far andare avanti le automobili, le fabbriche, le centrali termoelettriche, tutto produce ossidi d'azoto. Ma se produce ossidi d'azoto produce anche polveri sottili, e guardate che in tutta la pianura, qui in questo caso è il color rosso e viola, la zona più rosso-viola è sempre la pianura padana. Ma se ho polveri sottili, se ho ossidi d'azoto ho anche CO2 e si realizza quell'incremento dell'effetto serra di cui si è parlato recentemente a Copenaghen. E vedete qui come in questa curva, a partire dalla rivoluzione industriale, dalla fine del Settecento, la CO2 cresce e contemporaneamente cosa succede? Oggi, a distanza di 100-150 anni da quegli processi, fino agli anni 50 noi avevamo, lo vedete in alto, un normale ghiacciaio. Sotto quello stesso ghiacciaio oggi non c'è più. Come per effetto di questi cambiamenti climatici posso avere inondazioni e desertificazione. Tutto questo fa capire una cosa, che dovremmo tentare di evitare di bruciare. Ma tanto più dovremmo evitare di bruciare se parliamo di bruciare prodotti agricoli. Perché? Perché vedete, la nostra agricoltura a partire dagli anni 70 è sempre più diventata un'agricoltura chimico dipendente e petrolio dipendente. Cioè noi produciamo mais, soia, frumento, quello che volete voi, usando grandi quantità di fertilizzanti chimici di sintesi e di pesticidi, grandi quantità di irrigazione che richiede pompe che richiedono energia, trattori, trasporti, poi quello che si produce in qualunque parte del mondo viene trasportato in qualunque altra parte del mondo. Bene, tutto questo consuma una gran quantità di energia. Negli Stati Uniti, Giampietro, che è quello che vi dicevo prima, che aveva studiato quanto serviva di terra per ottenere il 10% dei consumi, e Piment, che insegna all'Università della California, nel 94 hanno verificato che per una caloria di cibo, cioè quella che mangiamo, negli Stati Uniti, da noi è di meno, ma negli Stati Uniti si arriva a consumare 10 calorie di fonti fossili.